A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di venerdì 26 agosto, prima corsa riservata a puledri di 2 anni, doppio chilometro, ci sono 2 ritiri, Ello di Encantada Fel, lo schieramento 1 Elli Brodipa, 3 Iolo, 4 Emilus Club, 5 Eufobia, 6 Eclatante Se, seconda linea 7 EK del Ronco, 9 Ecce Bombo Jet, macchina che comincia ad accelerare con favorito il debuttante Emilus Club, numero 4 Edoardo Locisano. Partono veloci Eufobia, Eclatante Se, e Eufobia cerca di mantenere il controllo della corda e va a condurre nei confronti di Eclatante, che si accoda subito in seconda posizione, mentre per corsie esterne c'è la progressione di Ecce Bombo Jet, che in poche battute si porta sui primi, va ad impegnare la leader. C'è Bombo Jet, viene con argomenti decisi dopo 300 metri di gara, si avvantaggia e ottiene strada da Eufobia. Terza posizione per Eclatante Se davanti a Elli Brodipa, poi tutti gli altri in fila indiana, primi 400 in 31,5, e Andrea Vitaliano si è portato quindi a condurre dalla seconda fila con il suo Ecce Bombo Jet, che completa in 48,1 i 600, si trascina Eufobia, Eclatante Se, poi Elli Brodipa e tutti gli altri, in un ordine che non cambia nemmeno dopo 750 metri di gara, tutti in fila indiana. Vediamo il primo a muovere all'esterno, dovrebbe essere Emilus Club con Edoardo Locisano, che cerca di progredire. EK del Ronco però l'ha anticipato e siamo così a completamento del primo chilometro in 1:21,4, e c'è Bombo in vantaggio nei confronti di Eufobia. All'esterno si fa luce EK del Ronco con in schiena Emilus Club. Un giro alla conclusione con Ecce Bombo sempre leader, percorsi esterne EK del Ronco che copre Eclatante Se. Intanto i cavalli sulla penultima curva con il leader che ora sembra voler accelerare. Parziale in 15,8 per arrivare a 600 dal traguardo. Ora siamo a 500 dall'arrivo. Rimane all'esterno EK del Ronco. Alla corda c'è sempre Eclatante Se. Percorsi esterne anche Emilus Club, si entra sulla curva conclusiva con il calo di EK del Ronco, mentre i cavalli all'esterno non progrediscono per il momento, e così è soltanto il treno interno che viaggia in scia a Ecce Bombo Jet, che entra in vantaggio addirittura d'arrivo. Ecce Bombo Jet, Eufobia ci prova a centropista, Ecce Bombo in vantaggio ma scatta come un treno all'interno. Eclatante Se, che nel finale si avvantaggia, passa e vince nei confronti di Ecce Bombo Jet ed Eufobia. Questo l'ordine d'arrivo, 1:19,1 il ragguaglio conclusivo, 30,5 a chiudere dopo un 33 di penultimo quarto. Un bel primo piano per Eclatante Se, che era giunto secondo nella prova di debutto a Montegiorgio. Oggi invece, agendo di rimessa come allora, vince battendo Ecce Bombo Jet, che a sua volta controlla il numero 5 Eufobia. Successo quindi per Eclatante Se, in sediolo Natale Cintura in sostituzione di Roberto Vecchione. Il training è quello di Holger Ehlert per conto del signor Raffaele Sepe.